Ma che facciamo sta per merda? C'è la miseria, cominciamo. Che mi chiappa pure un il suo primo giorno qua, eh? Vabbè, vattene, Ammo. Sei ancora qua? Vai giù. Buongiorno, questo è il primo giorno effettivo di questa nuova villa, della villa Napoli Creators. È bellissimo, vai giù. Vi dico la verità, di mattina veramente è spettacolare. Adesso ve la faccio vedere. Ho pensato di fare questo primo vlog in occasione della nostra prima spesa ufficiale, quindi diciamo dovrebbe essere quella più grande di questa villa. E niente, riportarvi con noi al supermercato. Non so chi viene con noi, però insomma, ecco, un vlog mattutino per voi. Attenzione. Allora, la situazione la prima mattina è proprio questa qui, calma più totale. Io sono nell'angolo più angolato della villa, ma attenzione perché non sono solo. Insieme a me c'è un altro mattutino. Dovete sapere che sono le 8. No, le 9. Che ore sono? Scusate, sì, sono le 9. Qui purtroppo ieri sera è venuto a fare un bell'acquazzone. Quindi l'altalena ne ha risentito e è stata tutta in terra. Guardate lì chi c'è. Ecco Cureia. È la paella. Ecco Cureia. È la paella. Buongiorno, struzzi. Sembri Tarzan. Ho già sono uscito da 35 minuti. Cioè sei il mattiniero di questa villa. Il sciale ieri mi ha casata e ti metti la sveglia alle 9 meno un quarto fino a quando andiamo a fare la spesa. Oggi tu svegliato 6 volte, sciale, sveglia, cioè sì, non sveglia. Tu faccio stare come sta. Adesso andiamo. Se tutto va bene, ma fa per l'11 la spesa. Un buco indosso, ma pozza fa colazione, una persona di questo spessore fa colazione con un saccottino. Buonissimo comunque, non ci ho mai fatto una Meno colazione. male che l'hai fatto con un saccottino e non con un sacco che merda. Adesso andiamo a vedere un attimo la situazione dentro, vi faccio vedere anche come sono stati gli accoppiamenti di questa notte. Allora, qui appena entriamo, la prima stanza, il primo letto l'ho diviso con Mirko, che dovrebbe stare ancora a dormire. Aspettate un attimo. Sì, sta ancora dormendo. Eccolo qua. Quando faccio così non sta morto. Ah, faccio cazzo. Andiamo a fare la spesa e te? Voglio sentire a chi state, senti? Ma che cazzo è? Ciao. Sono pronto. Ah? Sono pronto. Come si però? Andiamo. Sono le 10. No, andremo a fare spesa. No, Andrea, vuoi pure tu? Sta roba è una riuscita. Incredibile. Sema, confermo, sta ancora rumeno, sciale. Adesso vi faccio vedere il secondo ingresso. Stanno ancora rumeno tutti quanti, tutti, dal primo all'ultimo, incredibile. Anto? Assurdo. Anto! Assurdo. Guarda chi sta, come sta rumeno. Microfono. Anto? Pronostico. Godo! Riscetà! Ma stai... Buongiorno, son che set. Faccio da. A fatica. Lo sapete che faccio? Molto un po' polizzino. Alla pompa loro e mi addormo da volta. Allora lasciamo cattivo. Faccio i miei frizzi. Dove cazzo mi trovo? Mi è morto. Sì! No! Matteo fascia da 10 ore. Non puoi muore Matteo. Chi ha bussato? Salvatore. Ah, ok. Matteo! Ah, sta là, sturicuttare. Non ti permettere mai più di svegliarmi 2 volte, non 2. Ma che è una foto? Oh! Ti è piaciuto? Da squeva, ma ti piaceva un po'. Che troia.
Facciamo tiragli la tetta, anche perché fetta la polpe. Ma onestamente stai da ieri alle 10 nel... Che hai fatto un nonno? fuori. Parlavo. Io dormo sempre, non lo faccio. Perché comunque aspetti che la vita ti travolga. Andrea, dobbiamo andare a fare la spesa, eh? No, non vengo. Andrea, in sì... Andrea... No, non vengo. Andrea, non gioco niente. No, è la cosa che vedo di più, fare la spesa. 18. No, Non lo vediamo. non lo vedi. Ah, poi su 10 euro, Giovanni. È 13. Dai, Vediamo? su 10 Vediamo euro, questo Giovanni. 18. No, non mi vendi, Ora dai. sei il moltiplicatore. 10 euro. 10.000 euro. Però 10 euro. Ma avremo però dobbiamo vedere il moltiplicatore. Attenzione. pure per Quindi aspetta, come si fa? 10 Ah, se per... per 0 è ma faccio 0 euro. Che bonus? Ah, puoi fare per 2, per 5, Ah, per però 10. già sta per 0. Per 2, per 5, per Oh, 0. non potessi uscire per Quanto 10 deve però. uscire? Per 10 sono 100 euro. Oh, non potessi... Per 5. Per 5. Oh, 50 euro. 50 euro. 50 euro. 50. L'investimento, aspetta, quanto è stato? Siamo 40. attivo, eh. Siamo in attivo per ora. E quindi, signori, siamo pronti per la nostra prima spesa insieme da fidanzati. Bevi, Tolgo il tettuzzo, tu sei bella belluzzo. Con i fioruzzi, cazzi di guzzi. Che due coglioni. La spesa, Andrea, non ti piace? È la cosa che mi urta di più al mondo. Andrea, ti devi sposare tra poco, quindi la devi saper fare. Devi sposare. No, Andrea, tu hai fatto la proposta, non io. Anto, cosa succede? Ah, pensavo c'è posta per te, capito? Un riconoscimento. Finalmente. Si sono rincontrati. Facciamo parenti. Serpenti? Sono buone? Scegli quella maturazione a Andrea? Quindi, Andrea? Ma piettici, veramente? No, il profumo della... Ma come il profumo? Lo sto cercando da anni questo profumo. Come si chiama? Signora, ma lei indossa... Lei usufruisce di qualche profumo? Sì. Che profumo è? No, sono serio. Perché? È perché lo sto cercando da anni, posso? Non so, perché sono passato e sento un odore... Quale profumo è? Non mi ricordo il nome, comunque non è una... 2,70. No, è tipo un deodorante. Ma tu se tu passi domani o dopodomani ti faccio la foto del... Vabbè, dai, li passiamo. Tanto stiamo Faccio la qua. foto del flaconcino. Piace, miss? Non facciamo la spesa a casa, prendiamo gli ottimini. Gli ottimini sono i migliori. E gli ottimini. Gli ottimini, fidatevi gli ottimini. Io non mi Qua fido sotto di te, nel però. commento. Gli ottimini sono i biscotti più buoni che io quando facevo la dieta erano i biscotti. Andrea, 10 anni fa ci parli di Eccoli là, dovete stare zitti. Andrea, Ecco qua. Chi Dobbiamo- conferma che questi sono buonissimi? solo tu, Andrea. Nessuno ha alzato le mani. Allora, ottimini sono. Andrea, trovami uno senza lattosio. C'è una Sub Force. Gli abbracci. Antonio, Oppure Andrea, i biscotti, pannocchie. Pannocchi. Che fa rima con? Capocchi. Andrea, questi piacciono. Pure i baiocchi. Prima Kim i manzi. E poi farlocchi. I settembrini, facciamo solo a settembre, siamo fuori stagione. Oppure i taralluzzi. E pigli. Prima te li do. E poi me lo zuzzi. Oppure giochiamo un po' a nascondini. Bevi, tolgo il tettuzzo, tu sei bella belluzza. I nascondini che valgono un bel po' di dindini. Ma io qua vedo i ritornelli, ma avete anche i piselli? No. Andrea, hai scelto la tua colazione, la cosa Guarda, deve io gli essere ottimini- condita. Io gli ottimini veramente li mangio. Ok. La mattina con il là. Sono Ok, serio, non è- va bene, va bene. No, hai te la mangi io. Oh, stiamo qua ma. Modo di. No, Andrea! Non ci credo. Paghiamo, voglio mica. L'avremmo comunque comprato. Non li voglio, Devi assaggiare. non mi piacciono. Devi assaggiare. Questi qua, No, devi assaggiare però. Non me li fatti questi- aprire, bro. appena li metti nel latte si sciolgono. Puoi assaggiare però. Dimmi se sono buono o no. Però devi essere sincero per una volta con me. Dimmi se sono buono o no. Non fanno paura sti biscotti. Come gli vanno di quello, Andrea? Grazie a caso sono meglio panni stelle, fra. Ma questi sciolgono subito. No, Neve che poi si soglia al sole, sei bella da morire. non mi giocare. Facciamo sorpass? Pronto?
proprio. Bene, dobbiamo comprare le più costose al mondo. La fiesta dobbiamo Fiesta? Che fantastica questa fiesta! Nella villa del Napoli si farà solo colazione, solo. Il passo più importante della giornata. E si vede. È anche l'unico. Allora, aspetta, vediamo un attimo sta cosa senza lattosio, perché così non mi mangi niente. Nell'altra corsia. Ah, stiamo qua super strago. Ah, i piccano. Ah, questo è quello che mangio a casa. Senza stanno 2 euro e tantissimo macina. Biscotto con riso e gocciole di cioccolato. Sano, così sono senza lattosio. Rosa, comunque un messaggio per te, te lo vuoi sposare, potete andare a convivere perché veramente è un uomo che sa fare la spesa. Non so che prendere. Cioè non c'è niente. Vabbè, ma io do una mano a livello morale. Ah, ok. Però te lo puoi sposare. Ah, 2 bei succhi. Allora, bravo. Bravissimo. Bravissimo. Bravo più bravo, bravissimo. Ok. Guarda quante salse ha preso questo. Guarda quanto latte ha preso. Andrea? Il latte del dici così lo teniamo per tutti i giorni. Incredibile. Poi tutte salse. Questa è una spesa perfetta. Latte e salsa, quello che serve. Vero. Diciamo, prendo i donuts. Invece un messaggio per Roberta. A me invece mi avrei proprio. Io scusa, come facciamo sto la spesa non la faccio. Diciamo, la fai tu, tesorina. No, non è vero, io la sto facendo bene. In realtà no, che non ci mi niente qua dentro. Sulla roba mia. Anche perché chi fa da sé fa per tre. Allora, vediamo i ragazzuoli là cosa stanno prendendo dal frigo. Affettati. Faccio io. Allora, Andrea. Oh, io mi faccio la spesa sempre, tu non la fai mai. Ma te chi la fa la spesa? La fa mamma, allora stai zitto. Andrea, prendi il prosciutto per panno e prosciutto. Ah, va. No, abbiamo fatto pesto e passa la salsa, basta per uno. Poi l'altro prima lo. Col pesto. Questo è panno. Tu dici Non pure. siamo troppo diversi come pesto e panna, pesto e panna. Pesto e panna, pesto e panna. Allora prendi al posto di questi, devi prendere i cubetti di prosciutto. Li trovo io. Io prendo- Incredibile, quello sa trovare i cubetti di prosciutto. Come se fossero dei Pokémon. Attenzione con gli Faccia affettati. di Bresano stesso. Aspetta, Andrea, vediamo pure qualcosa che non posso mangiare io. Allora, per il momento quei 2 me li posso mangiare. Diciamo, sei proprio un gran. Petto di fessa. No, un gran tenerone. No, questo qua va bene, ma. Sei sudato cosa? Signore, è finito. No! No, Andrea. Però è molto più calmo senza musica. È più bello, Andrea, così. Sì, se uno fa la spesa più insomma pace. La musica in diretta che stiamo a concerti. Non ci credo, la terra è piatta. Così è la terra. No, la terra è piatti. Ah! E luce fu. 3 euro di pasta, Anto? No, Anto? Questa è bella, Oro giallo. Attenzione, Oro giallo, oro blu, nel mio cuore. Sì, sei tu, Rigatoni, penne rigate. Oh, belle penne rigate. Grazie, Anto, per aver preso le penne rigate, mi piacciono molto. Grazie. Ti piacciono? Sì, Anto. Il penne rigato? Mezze mani così. No, io sto a giro, maniche. Quanto odio. Fare la spesa, Andrea. Da Però qua Andrea andrà a fare Giuseppina poi un giorno. Per te. No? Non credo proprio. Trova? Poi dobbiamo prendere le cipolle borettane. Incredibile, quello c'ha le cipolle sotto al braccio. Guarda ora. No. Attenzione. Hai visto quando era espressione improvviso tra l'altro. Una bottiglia d'acqua, rava e poi Te la passa sotto il scello e te lava. Dove fai da scill? Ah, devi pure. Chi si sta consumando? Chi si sta consumando la spesa già a catena? Guarda che si può fare. Ah, sì, Andrea? Poi devi andare là e pagare bene. Sì. E metti caso che tu mangi, bevi, poi non tieni i soldi che fai. Io è impossibile che non devo. 3? Vedi, tolgo E tu sei bella belluccia. Fiori fiorucci. Incredibile le inquadrature che faccio. Devo fare un attimo là, c'è più. Cioè, chi si è fatto come l'ha voto, ma lascia la cosa a mano. Rotoloni. La salsa mutti. La salsa, buona per tutti. Antonio, passi una penna, devo un attimo scrivere. Grazie. Le orecchiette, Andrea? No. Non sente a nessuno. I papucci, Andrea, delle catane. Andrea, ma che metti, cadi? Hai dei pantofoli di creatura. Va buono, Andrea. Va buono, scia miseria. Che stai a fare spese, Andrea? Incredibile. No, la regina costa troppo assai. Wow, ogni 3 Però la regina, tu basta che prendi poca carta e quando fai così
è una qualità assurda. No, non ti brucia il buco del culo. Se prendono là di €1, Bravo, esatto. si arravoglia la carticella. Ma che taschiera. Però ti piace. No, è vero, perché se è sottile è come Ti rimane in culo. se ne usassi, cioè se ne usi 2 da €1 è come se ne usassi una da €2. Tu hai €1, però su questo Questa sono c'ha d'accordo. 4 veli, questa c'ha mezzo velo. Chiamano le 2 regine, dai. Lei sicuro mi starà tradendo, loro. Qual è la carta igienica migliore per scuiarsi il culo? Dipende dalla merda che facciamo. Scottonella. Volete ascoltare un altro? Abbiamo preso la panna, capiamo spruzzo. È incredibile. Tornando al prezzo dei rotoloni Regina, €20, i carti igienici che costa più assai una cagata che una magnata. Andrei no. No, Andrea, no. Il lad sta usando di tutto. Io non lo conosco. Secondo me è buono. È buono. Ma scusa, ma uno deve testare i prodotti prima di comprare. Andrea, ti capivo, ma tu... Scusa, perché tu quando vai dal profumologo non ti fa provare prima il profumo e poi lo prendi? Non sta nel supermercato. Appunto. E super? Mercato? Ma io purtroppo per noi intolleranti al lattosio fa spese, cioè veramente una tortura, perché praticamente stiamo qua vicino, c'è comunque una categoria di cose che sono buone da mangiare la sera, non posso mangiare niente, magari prendo le birbe che se può contenere latte, magari sono un po' contaminate, però rispetto agli altri che si mangiano altre cose, non c'è la miseria, ma fa, già fa. Ragazzi, allora la situazione finale è questa qua, primo carrello stracolmo, 4 casse d'acqua, secondo carrello stracolmo, terzo carrello con aggiunta di questo è un altro spoiler, è un'aggiunta di spoiler, sì, poi vedrete. Vabbè, bene, mo chi però. Lo scopriremo. Giuseppina, guarda là, va, che ragazzo d'oro. Gli altri se ne sono andati, sono rimasto solo io con Andrea. Da là che ragazzo d'oro, va. Andrea? Facciamo Andrea? Ci siamo, 497,03. Attenzione! Se tutto questo fosse uno scherzo. Ah no, non è uscito. Ok, Gianni. di solito come funziona? Di solito abbiamo portato gli ari sopra. Ah, così. È venuta a bicicletta. E mo pedale, Quantino. Non ci credo. Incredibile. E come striscia superala, e come striscia superala. Ma scusa, ma bro, facciamo contanti tutti quanti? Oppure contanti? Saluti. Attenzione, Ah, pensavo che fosse solo un passaggio. Eh sì, qui quindi ne avevi 4, 5, 6 cifre. Ok, mangerò da solo per una settimana. Mangi tutto ciò? No, che si mangia per un anno? Oh cazzo, fra tra 4 io non siamo andati a toccare tutti chi? No, si mangia solo lì, no. Patascua, parte piaceva un po'. un po', c'è tutto over. Parte piaceva un po'. Attenzione, è uscito tutto over questa schedina. Faccio tutto per scherzo, La canzone dell'anno. La gente chiama zippata, alcuni fanno ziana, ma tutti chiamano. Ma tutti chiamano. Na na na.